Ben ritrovati cari telespettatori, ben ritornato, ben ritrovato il nostro ospite Gianangelo Bellati, presidente Longarone Fiere, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. E ci sono diverse novità interessanti che riguardano poi con risvolti anche nell'ambito dell'economia proprio da Longarone, quindi da Longarone Fiere in modo particolare. A parte la prossima manifestazione, poi quella che si è tenuta riguardava l'Oreca, la prossima sarà a Redamont, quindi dedichiamo anche un capitolo a questo, però io voglio cogliere anche l'occasione perché proprio a Longarone, nella struttura della fiera, si è tenuto un importante momento di incontro, di convegno eccetera per promuovere la regione del Veneto come regione dello sport. Sport non solo di montagna ma sport in generale, questo può avere dei risvolti al di là delle Olimpiadi eccetera molto importanti, molto significativi anche nell'indotto economico. Il discorso del gelato è un altro discorso anche questo con notizia recentissima, qui lei è stato preso, anzi se ne è preso a cuore, e poi dei progetti che comunque riguardano un'altra realtà, ma ne parleremo dopo, il settore dell'agricoltura eccetera. Allora, quale vogliamo incominciare? Lo sport, che è una cosa anche interessante effettivamente, spieghiamolo bene ai nostri telespettatori perché non tutti effettivamente ne sono a conoscenza, non se ne è parlato in modo particolare. Può essere una cosa che è entusiasmante in questo periodo? Ma allora, noi come Longarone Fiere cerchiamo sempre di fare una sintesi fra tante iniziative e tante progettualità che magari anche possono essere di reciproca utilità, per cui noi abbiamo avuto la scorsa settimana questa fiera con 3 contenuti: il contenuto Oreca, cioè tutti i servizi, le forniture per il settore degli hotel, ristorazione, catering. Poi abbiamo avuto la parte Dolomiti Show, che sarebbe quella che riguarda un progetto con la Regione, l'invito a tour operator internazionali ai quali le imprese del Bellunese, le imprese turistiche, presentano i loro pacchetti, le loro proposte turistiche, e ne sono arrivati 21 invitati dalla Regione, quindi un grande progetto che stiamo portando avanti da 6 anni insieme con la Regione del Veneto. Però quest'anno abbiamo voluto inserire un'ulteriore progettualità, d'accordo anche in questo caso con la Regione, un altro assessorato, quello dello sport, con l'assessore Cristiano Corazzari, che ha capito l'importanza che può avere una fiera nel promuovere una candidatura, che è quella della Regione del Veneto, a Regione Europea dello Sport nel 2024. E quindi nella piccola Longarone siamo riusciti a portare il Presidente del CONI Veneto, una bellissima saluto e di incoraggiamento del Presidente del CONI Malagò, ma abbiamo portato anche la Fondazione Ecosistemi, che si occupa anche di quelle che sono le problematiche ambientali relative a questo settore. Abbiamo portato la Fondazione Cortina, abbiamo portato il Parlamento Europeo con l'onorevole Rosanna Conte, che sta sostenendo presso ACES, che è venuta anch'essa, che è questa associazione che promuove queste regioni, ma anche possono esserlo province, comuni, queste realtà per lo sport, no? Perché lo sport è importantissimo, perché fa bene a tutti, perché evita brutte malattie, perché può aiutare a star meglio, ad avere benessere, e anche perché dà grandi soddisfazioni al Veneto, ma anche all'Italia tutta, nelle competizioni di carattere delle Olimpiadi internazionali. Ovviamente questo si innesta anche nel discorso delle Olimpiadi 2026, che è un altro tema. Ma in che senso lo sport? Perché poi lo sport può essere appunto sport e salute, quindi uno sport per tutti, oppure promuovere lo sport con finanziamenti per strutture sportive, piscine dove non ci sono, proprio per capire per le persone che ci ascoltano. Beh, intanto, allora, essere regione dello sport che cosa vuol dire? Vuol dire che la regione, oppure c'erano dei comuni anche, no? Che hanno presentato la loro esperienza di comuni, per esempio il comune di Spinea, città comune per lo sport 2023, ha presentato la propria esperienza. Cosa vuol dire questo? Che quel sindaco, quella giunta, quegli assessori daranno una particolare priorità allo sviluppo di infrastrutture per fare lo sport. Per esempio a Spinea c'è una grandissima piscina che è stata fatta, sarà mi pare una delle 3 d'Italia, da 50 metri, olimpionica, che deriva anche da questo interesse politico che il comune di Spinea ha per il tema dello sport. E quindi questo porta questo vantaggio, se vogliamo. Lo stesso vale per la regione è poi più grande ovviamente di un comune, e quindi può dedicare più spazio, più energie, più bilancio a delle attività che sono
destinate appunto allo sviluppo delle attività sportive. Ma io che lavoro molto nei progetti europei e quindi li vedo poi integrati sul livello europeo, ovviamente vedo anche una regione che potrà con più facilità competere a livello europeo quando ci sono dei finanziamenti, per richiedere questi finanziamenti e per poter quindi vincere progetti che hanno come obiettivo quale? Sviluppare lo sport come infrastrutture, ma anche una cultura sportiva, perché i nostri ragazzi è bene che facciano agonismo, ma lo sport non è sempre agonismo, è anche un modo di vivere. Infatti, e quindi questo modo di vivere lo dobbiamo promuovere, no? Come genitori, ma anche come enti pubblici. Ecco perché quindi avere questi riconoscimenti a livello internazionale può facilitare una migliore cultura dello sport, una vita più sana, ma anche vincere finanziamenti europei. E ce ne sono di finanziamenti per assolutamente, ce ne sono. Perché quella è la nostra generale ignoranza, no? Non siamo mai conoscenza. I finanziamenti sono tantissimi. Fra l'altro una delle grandi soddisfazioni in questi anni che ho guidato la fiera è stato che io ho ereditato una fiera che non aveva un curriculum sulla progettazione europea. Oggi noi abbiamo 3 grandi progetti e 3 piccoli progetti che stiamo portando avanti, ma senza andarci a dilungare su quanto è stato fatto, ne cito uno, che è quello, il gelato on the road. Cioè siamo riusciti a creare un progetto che è stato approvato dalla Commissione europea, ma anche dal Consiglio d'Europa Ufficio di Venezia, che è un'altra entità internazionale che si occupa del riconoscimento degli itinerari, un progetto che vuole quindi portare tutto il gelato artigianale che viene prodotto, le caratteristiche, le best practice, le migliori esperienze, in un itinerario che è il primo itinerario europeo food dedicato ad un alimento, che parte dalla Georgia, passa per la Grecia, va in Bulgaria, passa per la Serbia, in ogni paese abbiamo dei partner, Croazia, Slovenia, Longarone, Austria, Germania, Polonia, riscende Belgio, Lussemburgo fino alla Spagna. E noi siamo come Longarone, come Veneto, nel centro di questo itinerario, che diventerà un importantissimo itinerario. Gli itinerari sono importanti perché non so se qualcuno di voi ha avuto ventura di andare a fare dei giri in bicicletta negli itinerari che ci sono, per esempio fra Austria e Germania, ci sono di belli anche da noi in Italia. A volte c'è la gara fra i ristoratori e gli hotel che sono in quelle zone di girare i cartelli in modo che questi flussi enormi, no, di ciclopedonali vadano in certi ristoranti piuttosto che in altri hotel, e quindi gli itinerari portano business, perché stiamo parlando quindi di sport, cultura, turismo, e quindi stiamo parlando di sviluppo di ricchezza e sviluppo di prodotto interno lordo. Ma perché il gelato? Beh, dopo torniamo sul discorso dello sport. Beh, il gelato perché la fiera di Longarone è la città del gelato, e Longarone, la fiera, ospita la più antica fiera del gelato. Siamo alla 62esima edizione quest'anno, una fiera quindi importantissima, che è riconosciuta da tutto il mondo, e da cui anche in tutto il mondo ormai non si dice ice cream all'inglese, ma si dice ormai gelato dappertutto, tutti lo riconoscono, ed è una fiera internazionale che si svolge normalmente a fine mese di novembre, inizio di dicembre, perché era il momento in cui i nostri grandissimi gelatieri che partivano dalle vallate del Cadore andavano all'estero, andavano in Germania in particolare, ma nei paesi del nord Europa, e sviluppavano questo business in paesi dove fra l'altro c'è un consumo pro capite doppio che in Italia di questo alimento, e che quindi permettevano a questi nostri emigrati di trovare modo di fare affari, di diventare anche ricchi e comunque di lavorare e di trovare un certo benessere. Quindi il gelato made in Italy dovrebbe essere esportato con la sua artigianalità, o altri modelli? Perché poi se si va in questi paesi che ha menzionato, soprattutto nell'est, non è che ci sia un gelato straordinario. Allora, qui è un tema, no, molto delicato. Ma anche in Germania, a meno che non capiti in gelateria italiana, il resto sono gelati un po' più... Intanto in Germania c'è una legge nazionale anteguerra, che è l'unica legge nel mondo che distingue fra il gelato artigianale e il gelato industriale, no? Praticamente quello confezionato, quello industriale, e quello fatto invece a livello artigianale, e stabilisce alcuni parametri, no? Il Veneto e il Friuli Venezia Giulia sono le prime 2 regioni italiane che hanno fatto una legge per il gelato artigianale di qualità. Il Friuli Venezia Giulia è partito prima, adesso c'è anche il Veneto. Ovviamente questo cozza, e noi siamo in mezzo un po' a questa lotta fra i piccoli
produttori che badano e che puntano soprattutto al gelato fatto con ingredienti per esempio chilometro zero, ingredienti diciamo che non sono stati trattati, mentre invece altri che preferiscono il gelato, quello che viene proposto, che è di qualità buonissima lo stesso, ma che è un gelato di carattere artigianale / industriale, perché viene proposto con degli ingredienti già preparati da grandi multinazionali che permettono quindi di fare un gelato di qualità che però è più, diciamo, omogeneo, ha meno differenziazioni, certo, come quello fatto in loco da gelatiere che è appassionato e che vuole quindi far assaggiare la sua propria specialità. Ecco, quindi c'è in questo momento questa grande lotta, no, fra quello che è il gelato, no, fatto con ingredienti di grandi multinazionali e quello che viene fatto invece soprattutto a chilometro zero, quindi il gelato più di prossimità. Ma il cittadino, che è la solita domanda che ci fanno sempre, poi tra l'altro quando parliamo di questi temi, come fa a riconoscere il gelato artigianale? Perché c'è scritto gelato artigianale dappertutto, addirittura nelle confezioni gelato artigianale. Lo so. Come si fa? Perché le basi, la questa è base, no? La usano tutti, ma allora che differenza c'è? Perché uno ci mette un pugnetto di fragole anziché del pistacchio diventa artigianale? Qual è la cosa? Da qui nasce, no, la legge regionale, la legge come c'è in Germania che viene distinto. I due mondi sono distinti e quindi il tipo di ingredienti usati, il tipo di conservazione, tutta una serie di parametri che sono per addetti proprio a questo tipo di lavoro. Ecco che anche in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, c'è una legge che dovrebbe permettere una migliore distinzione. Parlo io adesso da consumatore. Certo, può succedere, certo, ma capita forse a molti di voi, che o abbiamo una gelateria di nostra conoscenza, che sappiamo che fa un gelato buono, che ne conosciamo il proprietario, cioè ci fidiamo, certo, e allora andiamo lì. Esatto. Però altrimenti se vai in un altro posto dove magari il gelato non ti piace tantissimo o senti che magari ha troppe calorie, allora preferisci quasi andare in supermercato a comprare quello confezionato che ti dà certe garanzie che sono scritte sulle etichette, sulle confezioni. Ecco perché da consumatore io plaudo tantissimo al fatto che ci siano delle regolamentazioni che dovrebbero possibilmente essere a livello europeo, se no nazionale e se no regionale, che permettano proprio al consumatore di capire la differenza, i vantaggi dell'uno, i vantaggi dell'altro, gli svantaggi dell'uno, gli svantaggi dell'altro. Certo, torniamo su questi temi tra poco, poi capire anche appunto Veneto candidata regione allo sport oppure già assegnata, c'è già qualche certezza, questa anche può essere interessante, tra poco.